governatore Musumeci e il sindaco di Lampedusa Martello a Roma dal ministro Lamorgese. La tragedia dell'immigrazione non può pesare solo sul popolo siciliano. Caso Gregoretti. Prosciolto a Catania Matteo Salvini. Completati i lavori di manutenzione in 7 torrenti nell'Agrigentino. Maxi operazione contro lo streaming illegale, 45 indagati. Partiti e movimenti si preparano al prossimo appuntamento, 6 comuni al voto in provincia di Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'emergenza sbarchi. Il presidente della regione Nello Musumeci e il sindaco di Lampedusa Totò Martello incontrano il ministro dell'interno Luciana Lamorgese. Il nostro direttore Arturo Cantella. Come già annunciato ieri, ha avuto luogo a Roma l'incontro tra il presidente della regione Nello Musumeci e il ministro Lamorgese, il sindaco di Lampedusa Martello, sulla problematica degli sbarchi a Lampedusa che hanno sfiorato nel giro di pochi giorni circa 2000 arrivi, con il conseguente riempimento dell'hotspot che ne può raccogliere solo 250. Le cattive condizioni del mare che non permettevano alle navi di attraccare per l'accoglimento dei migranti. Per fortuna tra ieri e oggi la situazione sta tornando alla normalità e quando arrivati nell'isola stanno per essere destinati ai luoghi di accoglienza sia in Sicilia che in altre regioni italiane. Intanto, in merito all'incontro di ieri con il ministro dell'interno, il governatore Musumeci ha dichiarato che ho rappresentato al ministro Lamorgese la preoccupazione della comunità siciliana per le previsioni allarmanti dei servizi di circa il possibile arrivo di 70.000 migranti che potrebbero nelle prossime settimane partire dalle coste del Nord Africa. Carne umana nelle mani di spregiudicati delinquenti. Di fronte a questa triste realtà sono 2 le prospettive, afferma Musumeci, che si aprono. Primo, avremo tanti altri morti innocenti nel Mediterraneo nelle prossime settimane. Secondo i mass media daranno il messaggio sbagliato di una Sicilia insicura, anche se sappiamo che non c'è contatto tra le aree destinate all'accoglienza e quelle riservate al turismo e allo svago, ma è un messaggio negativo che rischia di compromettere le aspirazioni di una ripartenza dell'isola. Al governo Draghi, continua Musumeci, abbiamo chiesto di darsi una strategia nel Mediterraneo e non soltanto per il fenomeno della migrazione. Continua Musumeci, abbiamo anche avanzato la richiesta che il 25 maggio, durante il Consiglio europeo, il Premier riesca finalmente a battere i pugni sul tavolo e spiegare all'Europa che questo dramma umanitario non può essere lasciato soltanto all'Italia, anzi alla Sicilia e alle sue terre frontaliere, cioè Lampedusa e le altre coste della Sicilia orientale. Musumeci ha infine lanciato un appello ai senatori e ai deputati eletti in Sicilia, agli europarlamentari che siedono a Strasburgo, affinché esercitano un'azione di stimolo e di pressione. Questa è una tragedia che non può pesare solo sul popolo siciliano, popolo accogliente e generoso, ma che ha il diritto di affrontare i propri problemi e di condividere con gli altri paesi europei i problemi di tante persone che scappano dall'Africa, costrette qui da noi a una vita di sfruttamenti e di privazioni. Si è appena concluso il mio incontro con il Ministro dell'Interno qui al Viminale, accompagnato dal Sindaco di Lampedusa Totò Martello. Ho rappresentato al Ministro la preoccupazione della comunità siciliana per le previsioni allarmanti che arrivano dai servizi circa il possibile arrivo di oltre 70.000 migranti che potrebbero nelle prossime settimane partire dalle coste del Nord Africa. Carne umana nelle mani di spregiudicati delinquenti. Di fronte a questa realtà noi rischiamo in Sicilia di far passare un messaggio negativo attraverso i mass media, il messaggio di una terra occupata da migranti, anche se sappiamo che molto spesso non c'è assolutamente contatto fra le aree destinate ai migranti e le aree destinate al turismo e allo svago. Ma è un messaggio negativo che deve essere neutralizzato.
Al governo Draghi abbiamo chiesto di darsi una strategia nel Mediterraneo e non soltanto per il fenomeno della migrazione. Abbiamo chiesto che il Presidente Draghi, giorno 25, nel Consiglio europeo, riesca finalmente a battere i pugni sul tavolo e a spiegare all'Europa che questo dramma umanitario non può essere lasciato soltanto all'Italia, anzi, per essere più chiari, alla Sicilia e alle terre che sono frontaliere, Lampedusa da una parte, le altre coste della Sicilia orientale dall'altra parte. Abbiamo chiesto al Ministro di continuare a utilizzare le navi quarantena per evitare che si possa creare nell'isola una sorta di tensione di carattere sociale a causa dell'epidemia. L'idea delle navi è stata nostra lo scorso anno e il Ministero l'ha recepita per intero. Abbiamo chiesto al Ministro dell'Interno di intervenire sul collega della Difesa per un serio servizio di pattugliamento in mare e nell'area per intercettare subito le navi che stanno per partire dalle coste nordafricane. Nella tarda serata di ieri ad Agrigento, in via Pirandello, la parallela della centralissima via Atenea si è trasformata in un ring accaduto poco prima delle ore 23. A scontrarsi in mezzo alla strada sono stati due immigrati, forse due gambiani. Urla, pugni e calci, uno dei due è riuscito a colpire ripetutamente a pedate la testa dell'altro. Il sangue è schizzato ovunque, tanto su una delle panchine di legno sistemate lungo la via Pirandello quanto sulla strada. Per gli esercenti commerciali che erano ancora in fase di pulizia dei locali è stato il terrore. La scazzottata non è stata fulminea, è durato un po' e ha veramente inquietato, facendo temere il peggio, specie intravedendo uno dei due immigrati che grondava di sangue dalla testa. È stata chiamata la sala operativa dei carabinieri e immediatamente la prima pattuglia utile è stata fatta convergere su via Pirandello. Per terra, sotto la panca, era rimasta anche una scarpa di uno dei due feriti e poi un mazzo di chiavi ed una collana. I carabinieri di Agrigento, arrivati con i lampeggianti accesi ma non con le sirene, hanno rastrellato l'intera area, addentrandosi anche da piazza San Francesco fra le viuzze verso valle. Dei due immigrati, entrambi feriti, nessuna traccia, i due si sono volatilizzati nel nulla. Caso Gregoretti, prosciolto a Catania Matteo Salvini, reato ipotizzato era sequestro di persona di 131 migranti. Vediamo. Sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini, che era imputato con l'accusa di sequestro di persona. È la decisione del GUP di Catania Nunzio Sarpietro, letta nell'aula bunker del carcere Bicocca a conclusione dell'udienza preliminare per il caso Gregoretti. Al centro del procedimento nei confronti dell'allora ministro dell'Interno i ritardi nello sbarco nel luglio 2019 di 131 migranti dalla nave della Guardia Costiera Italiana nel porto di Augusta, nel Siracusano. Il reato ipotizzato era sequestro di persona di 131 migranti aggravato dall'essere responsabile un pubblico ufficiale e perché commesso anche ai danni di minori. Accuse che l'ex ministro e il suo legale, l'avvocato Giulia Bongiorno, hanno sempre respinto con forza, spiegando che non si è verificata alcuna illecita privazione della libertà personale, in attesa dell'organizzazione del trasferimento dei migranti alla destinazione finale. Salvini ha sottolineato di aver agito per interesse della nazione. Come avete forse già sentito, è una sentenza con una formula molto chiara, perché il fatto non sussiste. Sapete perfettamente che quando c'è una sentenza di assoluzione si può anche pensare che magari c'è il reato ma manca l'elemento psicologico, eccetera. Invece questa formula che è stata adottata in assoluto è la più chiara, è quella che evidenzia in modo indubbio che secondo il giudice di Catania non c'è stato nessun reato di sequestro e quindi ovviamente inutile dire questa sentenza, oltre a darci soddisfazione, ci fa riflettere sul fatto che in questo processo c'è stato un grado di approfondimento molto significativo, soprattutto se ponete un po' a confronto l'altro procedimento. La produrrete a Palermo questa sentenza?
questa sentenza certamente la produrremo, e vorrei dire una cosa: in questa sentenza c'è dentro anche il caso Open Arms, tenetene conto. Questo giudice è stato un giudice estremamente rigoroso e attento, perché sin dalle prime udienze ha voluto non giudicare in maniera superficiale, ha acquisito tutti gli atti, ripeto tutti gli atti, di casi simili, ha acquisito tutto il fascicolo processuale di Open Arms, ha acquisito una serie di testimonianze fondamentali, è andato al Ministero degli Interni, al Ministero degli Esteri, alla Presidenza del Consiglio, abbiamo sentito una serie di testimoni illustri. Questo significa che questa è una sentenza emessa dopo un'analisi dettagliata di quello che è successo. Ma io dedico questa bella giornata e questa soluzione ai miei figli, agli italiani e agli stranieri per bene, e in particolare alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine, che ogni giorno combattono per rendere più sicuro il nostro paese e che spesso lo fanno a mani nude. Questa giustizia dice che un ministro che ha difeso la dignità e i confini dell'Italia è un ministro che ha fatto semplicemente il suo dovere. Sono contento e ribadisco che quando gli italiani torneranno a votare e a restituirmi responsabilità di governo, farò esattamente la stessa cosa, perché l'immigrazione regolare, controllata, qualificata è un fattore positivo. L'immigrazione alla mo' di Lampedusa di 3.000 sbarchi in un fine settimana porta il caos, e l'Italia non ha bisogno di caos in questo momento. Assolutamente tranquillo, perché se non esiste sequestro a Catania non vedo perché debba esistere sequestro a Palermo. E quindi non c'è niente di scontato, però lo diceva l'avvocato, questo giudice ha approfondito, ha studiato, ha lavorato e si è preso le sue responsabilità. Altri probabilmente scelgono vie più comode, però penso che la giornata di oggi renda giustizia di tante accuse, di tante parole al vento. Mi spiace solo per i denari che sono costati ai cittadini italiani queste giornate che hanno impegnato centinaia di persone. Il Genio Civile completa i lavori di manutenzione in 7 torrenti nell'Agrigentino. Arturo Cantella. In ottemperanza a quanto annunciato dal capo del Genio Civile di Agrigento, architetto Rino Lamendola, in occasione della venuta del presidente Musumeci ad Agrigento e dei vertici dell'assessorato competente circa i lavori che si sarebbero effettuati, in particolare tra quella della manutenzione dei ponti e dei fiumi sottostanti, a tal riguardo lo stesso Genio Civile di Agrigento, in attuazione alle politiche di gestione del territorio adottate dal governo Musumeci, continua a intervenire sugli alvei dei fiumi con una serie di lavori di manutenzione finalizzati a ridurre il rischio di esondazioni. Dopo gli interventi sui fiumi Verdura, Naro e Salso, altri 14 torrenti, i lavori di pulizia degli alvei dei torrenti Borraitotto a Favara, Carabollace, Bella Pietra Sciacca, Cavarretto, secondo tratto di Menfi, Cangemi a Ribera, Roccarossa e Fra Paolo a Racalmuto. I lavori appena completati erano stati avviati all'inizio del mese di aprile grazie alle risorse comunitarie messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione e sono stati eseguiti dal Genio Civile di Agrigento su incarico del Dipartimento Regionale Tecnico. Nel corso degli ultimi 15 mesi, dichiara il capo del Genio Civile di Agrigento, architetto Rino Lamendola, siamo intervenuti sul territorio provinciale con lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato complessivamente più di 20 corsi d'acqua, con l'obiettivo di ridurre i rischi per la pubblica incolumità e i danni alle colture agricole, sistematicamente determinati da esondazioni sempre più frequenti. Al fine di capitalizzare nel migliore dei modi i lavori eseguiti, continua l'architetto Rino Lamendola, sarebbe adesso indispensabile che le istituzioni competenti da un lato assicurino un'attenta vigilanza mirata a scongiurare il rischio che vengano manomessi gli argini appena ricostruiti,
Dall'altro programmino una manutenzione con cadenza almeno biennale al fine di evitare che il progressivo interrimento degli alberi dovuto al trasporto di inerti dalla montagna possano nel tempo provocare, in caso di mancata manutenzione, nuovi rischi di esondazione. Gli interventi di manutenzione della rete idrografica provinciale eseguiti dal Genio Civile negli ultimi 15 mesi riguardano quindi complessivamente il fiume Verdura nelle zone del Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Ribera, Sciacca e Villafranca Sicula, il fiume Naro che riguarda appunto Agrigento, Canicattì, Favara e Naro, quello del Salso che riguarda il comune di Licata, i torrenti Garella e Tina a Burgio, Cavarretto primo e secondo tratto, Mirabile e Femmina Morta a Menfri, Scrutato Passo del Barbiere e Congeria nella zona di Cammarata, Aragona, Cantarella e Coda di Volpe tra Grotte e Aragona, Palma, La Marca, Safarella e Follina a Licata, Borraitotto a Favara, Carabollace e Bella Pietra a Sciacca, Cangemi a Ribera, Roccarossa e Frappaolo a Racalmuto. Maxi operazione contro lo streaming illegale, 45 indagati anche nell'Agrigentino. I dettagli nel servizio. Oscurati 1.500.000 utenti con abbonamenti illegali, azzerato così l'80% del flusso illegale IPTV in Italia. 45 indagati anche nell'Agrigentino per frode informatica per un giro di affari illegale per diversi milioni. È il bilancio di una vasta operazione della Polizia Postale contro la pirateria audiovisiva finalizzata al contrasto del fenomeno delle IPTV illegali. I provvedimenti sono stati eseguiti in diverse città italiane e sono stati impiegati nell'operazione più di 200 specialisti provenienti da 11 compartimenti regionali della Polizia Postale che, operando sul territorio di 18 province anche nell'Agrigentino, hanno smantellato la complessa infrastruttura criminale sia sotto il profilo organizzativo che tecnologico. La Procura distrettuale di Catania ha coordinato approfondite indagini durate diversi mesi in materia di pirateria audiovisiva finalizzate al contrasto del fenomeno delle IPTV illegali, delegate dalla Polizia Postale e dalle comunicazioni che aveva segnalato l'esistenza di una complessa infrastruttura tecnologica operante a livello nazionale responsabile della diffusione via internet attraverso numerosi siti del segnale illegalmente captato di numerose piattaforme di contenuti televisivi a pagamento come Sky, Mediaset, Netflix. Individuate le sorgenti dalle quali viene distribuito il segnale, il pubblico ministero titolare delle indagini ha contestato ai 45 indagati il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di delitti di accesso abusivo al sistema informatico protetto da misure di sicurezza, di frode informatica aggravata dall'ingente danno arrecato e di abusiva riproduzione e diffusione a mezzo internet di opere protette dal diritto di autore. Una importante centrale è stata individuata nella città di Messina. La sua disattivazione e sequestro ha fatto rilevare che essa gestiva circa l'80% del flusso illegale IPTV in Italia. Un annuncio su internet che sponsorizzava la vendita di un escavatore lo ha colpito e ha deciso di contattare il numero e trovare l'accordo per l'acquisto. Un 70enne pensionato di Agrigento però non ha pensato che potesse trattarsi di un vero e proprio raggiro e una volta versati in 2 tranche 2.500 euro se ne è reso conto. Il venditore infatti è sparito nel nulla con i soldi, ma per poco tempo, perché dopo la denuncia presentata a suo carico in questura ad Agrigento i poliziotti sono riusciti a rintracciare, identificarlo e segnalarlo all'autorità giudiziaria. Si tratta di un 50enne che risiede fuori la provincia di Agrigento. Adesso parliamo delle amministrative. Partiti e movimenti si preparano al prossimo appuntamento. 6 comuni chiamati al voto nella provincia di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. In attesa del prossimo voto amministrativo in Sicilia, che interesserà diversi comuni ricadenti nella nostra provincia di Agrigento, tra cui Favara e Palma di Montechiaro, il movimento nato pochi giorni fa a Palma di Montechiaro, denominato Corri Palma a guida del professore Eugenio Dorsi, trova sponda anche nel comune di Favara, dove a ottobre si svolgeranno le prossime elezioni. Corri Favara si chiama, presenterà una propria lista che concorrerà per entrare con i propri candidati nella sala consiliare del Palazzo Municipale, guidato dal professor Giuseppe Arnone. L'accordo sancito dai 2 esponenti politici locali tra Favara e Palma di Montechiaro, Arnone e Dorsi, amici e soprattutto leali uomini istituzionali, avrà come obiettivo valorizzare le persone in quanto tali,
al centro della propria attività politica, scrivono in un comunicato stampa Arnone e Dorsi congiunto, l'uomo come valore irrinunciabile della vita sociale. Intanto anche l'UDC, con il nuovo coordinatore provinciale, l'imprenditore Silvio Alessi, si sta prodigando con il coordinatore regionale Decio Terrana al prossimo appuntamento elettorale e sta lavorando con grande impegno per essere presenti nei 6 comuni che vedranno i comuni di Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle, San Biagio Platani rinnovare la loro guida. Silvio Alessi sta organizzando il partito in maniera strutturata, in modo da avere il contributo delle migliori risorse umane e professionali, sia ad Agrigento che in altri luoghi della provincia. Intanto la Lega di Salvini, con il nuovo coordinatore provinciale designato onorevole Vincenzo Giambrone, si sta organizzando, forte del largo consenso che la Lega sta ottenendo anche nella nostra Sicilia, in particolare nella nostra provincia, con l'adesione di tanti ex di Forza Italia che non si riconoscono più nella leadership del partito. Non è il fatto che si sono avvicinate tantissime, si avvicinano quotidianamente tantissime persone, operatori politici, gente che ha avuto ruoli importantissimi, penso per esempio alla parte più occidentale, a Ribera, al sindaco Carmelo Paci, penso all'onorevole Granata, penso all'onorevole Fontana, penso a tanti sindaci ed amici amministratori che si stanno avvicinando, perché ormai si ha cognizione, si ha contezza che la Lega non è più quella di Bossi, che la Lega è ormai, come dicevo un momento fa, un partito proiettato, ecco, a rappresentare il popolo moderato. Elezioni amministrative. Ci stiamo già interessando, diciamo, un momento, è ovvio che noi siamo per il cartello di centrodestra, specie nei comuni dove si vota col proporzionale, Porto Empedocle, Favara, Canicattì. Negli altri comuni pensiamo comunque di chiudere il cerchio col centrodestra, ma nei comuni si sa vanno avanti le liste civiche e noi saremo pronti lì a dare intanto il nostro contributo e a puntare su persone che amano il loro territorio. Super bonus, la CNA apre un nuovo cantiere a Raffadali, vediamo. Inaugurato stamani un nuovo cantiere super bonus 110%, incontrata a Borsellino lungo la strada statale Raffadali Agrigento, in territorio di Ioppolo Giancazio, attraverso la piattaforma targata CNA, e riguarderà la riqualificazione energetica di una palazzina a 2 unità che rientrano nell'ambito del progetto Riqualifichiamo l'Italia Cappotto Mio, promosso in partnership oltre che dalla CNA di Agrigento con Enigas Unicredit, con la guida dello studio tecnico di Stefano Curabba, l'impresa Piccionello e CEAC Società Cooperativa. Oggi è una grande festa anche per questa provincia, abbiamo inaugurato tanti cantieri, questo è il 146esimo cantiere in Sicilia, il 10° in provincia di Agrigento e se ne apriranno tanti perché all'interno della nostra piattaforma, quella di Riqualifichiamo l'Italia Cappotto Mio, ormai abbiamo tanti e tanti progetti che le nostre maestranze, sia i professionisti ma anche le imprese, si stanno organizzando per procedere e quindi iniziare i lavori. È una grande opportunità per la nostra terra, un'opportunità che sta mettendo in attivo molte imprese che in questo periodo di pandemia si erano fermate. È l'occasione per efficientare i nostri territori, le nostre case, ma anche per creare sviluppo ed economia. Noi abbiamo chiesto al Governo nazionale di poter ampliare le scadenze e portarle almeno fino al 2023, altrimenti tutte le richieste che sono per ora pervenute non riusciranno a completarsi. Quest'opera si trova nel territorio di Ioppolo, siamo con il primo cittadino, ecco quanto è importante anche per i fini di una ripresa economica post-Covid, Sindaco. Io credo che questa sia una delle misure più importanti che sono state varate, perché oltre a un fatto di una rigenerazione dei nostri territori è anche uno sfogo da un punto di vista, diciamo, economico, che porterà sicuramente molti posti di lavoro. Oltretutto c'è anche un'attenzione con questo per quanto riguarda l'ambiente e quindi le rigenerazioni da un punto di vista delle energie rinnovabili, che saranno uno dei
pilastri di questi interventi che saranno fatti. Ma è importante non solo per riprendere l'attività post-Covid, ma anche perché il settore delle costruzioni dal 2008 che è fermo. Questo è un momento di rilancio del settore, ma in genere dell'economia complessiva, perché si sta creando un circolo virtuoso importante che darà grandi soddisfazioni ai proprietari degli immobili che vedranno riqualificarsi l'immobile e quindi vedranno apprezzare l'immobile, ma darà grande soddisfazione anche al settore e all'indotto che ruota attorno al settore. Dobbiamo considerare anche che in un momento di grande difficoltà si sta vedendo uno spiraglio di rilancio dell'economia generale. Noi siamo felici oggi di inaugurare questo cantiere perché è un segnale preciso dell'impegno di CNA anche nei confronti dei propri associati, ma anche nei confronti di un'idea di riqualificazione immobiliare, di riqualificazione paesaggistica, ma anche di andare verso l'economia circolare, l'economia green. Quindi mettendo insieme tutti questi elementi vedete che quello che stiamo facendo dà una grande soddisfazione sia dal punto di vista economico che anche dal punto di vista sociale. Il ruolo dell'Unicredit è importante in questi eventi relativi alla legge Super Bonus 110. Sì, direi che Unicredit proprio sin da subito, sin da luglio 2020, da quando è partito l'istituto della cessione del credito, si è attivata, ha formato delle risorse ad hoc e ha fatto delle partnership importanti, tra cui appunto quella con CNA e Arlene Dickinson, che oggi sono i principali attori di questa opera, e non soltanto questa opera, abbiamo inaugurato altri cantieri a Licata, a Cammarata, ne inaugureremo tantissimi altri. Unicredit crede nella riqualificazione del territorio, dell'ambiente, che è uno dei principali KPI a cui perseguire per il futuro. È un'iniziativa favolosa, questi titolari del condominio a costo zero ristruttureranno la propria abitazione e mi auguro che proroghino oltre il 2022 l'iniziativa, anche se non ci sono buoni propositi, mi sembra al momento. Sì, molto fermento, un gruppo di professionisti che sta lavorando, circa 20 progetti sono pervenuti al Comune. Il ruolo nostro è quello di snellire le procedure, di fare in modo che arrivino a buon fine, perché sono delle procedure farraginose ed è necessario che ci sia un lavoro comune per superare le problematiche che si prospettano. Noi siamo pronti come amministrazione, un volano per l'economia locale, un volano per l'occupazione locale, per i professionisti e per tutto l'indotto che viene a creare. Io penso che sia una misura importante e deve avere il sostegno da parte di tutti gli uomini che fanno parte delle istituzioni affinché arrivino a buon fine. Un anno fa la tragedia del peschereccio Nuova Iside, affondato al largo di San Vito Lo Capo durante una battuta di pesca. Nell'incidente persero la vita 3 marinai. Per la procura di Palermo il motopesca fu speronato da una petroliera che dopo la collisione non avrebbe prestato soccorso proseguendo la navigazione. C'è il servizio. 10 miglia da San Vito Lo Capo, 22:33 del 12 maggio, l'ultimo segno di vita a bordo del peschereccio Nuova Iside della marineria di Terrasini e una doppia spunta su una chat di WhatsApp, poi nulla, come se il mare lo avesse inghiottito senza avvisare, rapido, vorace. Questa è la storia di un'imbarcazione scomparsa in una notte di leggero scirocco e dei suoi 3 marinai, l'esperto Matteo Lo Iacono, 53 anni, ritrovato cadavere il 16 maggio, il figlio Vito, comandante e armatore di 27 anni, e il cugino Giuseppe Lo Iacono, 34 anni, recuperato senza vita il 14. Alle 3:30 dell'11 maggio nel porto di Terrasini il mare era una tavola, un leggero venticello soffiava sulle teste dei marinai che finalmente dopo il lockdown tornavano al largo per gettare le reti. Vito saluta la compagna Giovanna e sale a bordo. La Nuova Iside è il suo sogno, costruita nel 2002, ha faticato duro, ma adesso anche grazie all'aiuto del padre ha un peschereccio ed è lui a comandarlo. Giuseppe si dà da fare per preparare le attrezzature e non si è mai tirato indietro quando c'è da faticare. In plancia c'è Matteo, uno che di storie da raccontare ne ha tante. Va in mare da quando aveva i calzoni corti, sempre dietro a suo padre Vito, un'autorità nella marineria di Terrasini. Lo chiamano Matteo Tempesta perché usciva quando il mare era grosso e stava a terra quando c'era bonaccia. La Nuova Iside è pronta, le cime di ormeggio
vengono slegate. La prua punta a nord nello specchio di acqua tra Ustica e San Vito Lo Capo. La crisi si sente, stanno fuori tutto lunedì e martedì, quando alzano la rete, il loro bottino è uno spada di 25 kg. Il sole cala, il vento tira da sud, le previsioni per la notte tra il 12 e il 13 maggio parlano di mare mosso, un'onda inferiore al metro. Alle 20:43 Giuseppe chiama la moglie Cristina, alle 21:55 Matteo chiama suo padre, non è preoccupato, gli dice che domani faranno rientro in porto. Alle 21:45 il sistema satellitare Blue Box che i pescarecci devono avere a bordo comunica automaticamente la posizione alle autorità competenti. Il prossimo segnale dovrebbe partire tra 2 ore. Alle 22:33 Cristina manda un messaggio su WhatsApp a Giuseppe, c'è la doppia spunta che certifica la ricezione, ma non arriverà nessuna risposta, probabilmente il marito dorme, non lo leggerà mai più. Gli orari sono importanti in questa storia. Alle 23:53 la compagna manda un messaggio su WhatsApp a Vito, solo una spunta, non è arrivato a destinazione, ma soprattutto racconterà in seguito Aldo Ruffino legale della famiglia Loiacono. Alle 23:45 il Blue Box non darà nessun segnale. Questo ci fa pensare che è successo qualcosa tra le 22:33, orario dell'ultimo messaggio ricevuto, e le 23:45, orario in cui il sistema satellitare doveva segnalare la posizione, e questo è il lasso di tempo in cui la nuova Iside è stata inghiottita, dritta per la sua strada con un piccolo rallentamento dovuto all'impatto tra le 23:02 e le 23:04, senza virare, senza lanciare allarmi. Così naviga invece la notte del 12 maggio la petroliera Vulcanello, mentre la nuova Iside è un piccolo pescareccio che si trova ancorato in rotta nei radar della petroliera. Già dalle 22:38 viene affondato e 3 uomini perdono la vita. Uno di loro resta in balia delle onde, ancora vivo per 12 ore, ma i soccorsi non vengono chiamati, non finché non se ne accorgeranno i familiari a terra. È solo una delle tante prove che porterà all'arresto del comandante della petroliera Gioacchino Costagliola, il terzo ufficiale Giuseppe Caratozzolo e l'armatore Raffaele Brullo. È dunque già trascorso un anno da quella tragedia avvenuta via mare, l'ennesima, una tragedia che si sarebbe potuta evitare se qualcuno avesse lanciato l'allarme, dicono oggi i familiari delle vittime. Eppure era giusto lo scorso marzo, quando il Tribunale del Riesame di Palermo annullava l'ordinanza con cui il GIP aveva disposto gli arresti domiciliari per l'armatore della motonave Vulcanello, Raffaele Brullo. Brullo, difeso dall'avvocato Giovanni Di Benedetto, fu posto ai domiciliari per favoreggiamento e frode processuale. Secondo l'accusa sarebbe stato l'armatore a decidere di cancellare le tracce dell'impatto. Ieri, intanto, 13 maggio 2021, la celebrazione in memoria dei 3 marinai morti mentre svolgevano il loro lavoro. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. I lavoratori forestali siciliani non sono ancora stati richiamati al lavoro, un'avvertenza che potrebbe causare ulteriori disastri ambientali. Vediamo. Mancano le programmazioni e c'è un ritardo che è pari a circa 1 mese, un ritardo che è cronico perché ogni anno si vengono a proporre sempre le stesse problematiche, fondi che mancano, negli anni precedenti gestione in 12esimi, quest'anno invece la programmazione viene demandata a finanziamenti provenienti dalla Comunità Europea, quindi si tratta di ovviamente programmazioni di tutt'altro calibro. Questo fa sì che gli avviamenti slitteranno da almeno 1 mese, con le conseguenti situazioni che sappiamo, incendi, le solite accuse e i soliti discorsi sgradevoli che vengono fatti sui forestali. Quest'anno l'ultimo insulto è quello che sono dei relitti della società che si divertono ad incendiare. Noi abbiamo partecipato ad un incontro con l'assessore Scilla, il quale per l'appunto ci avvisava di questi ritardi negli avviamenti che erano causati proprio dalla mancanza di fondi, perché questi fondi che si attendevano erano quelli per l'appunto provenienti dalla Comunità Europea. Ovviamente la Comunità Europea non regala soldi a destra e a manca, ma richiede che ci siano delle programmazioni serie, quindi i finanziamenti devono provenire dalla Comunità Europea. Sarebbero dovuti, diciamo, essere messi in sicurezza anche i viali sbarrafuoco. Riguardo questo che mi dice? Soprattutto i viali parafuoco.
perché gli avviamenti dovrebbero essere fatti già a partire da gennaio, inizi di febbraio, proprio allo scopo di pulire questi viali. Con il ritardo negli avviamenti, chiaramente i viali parafuoco sono incolti, sono pieni di erbacce, le sterpaglie, e appena, mi ripeto, appena arriverà lo scirocco e il caldo africano, saranno guai. Ad oggi i viali parafuoco sono ancora in condizione di incoltura e stato di abbandono. Nessun intervento è stato fatto. In realtà il problema è la necessità di riforme. Tutti propongono le loro riforme. In realtà le riforme che propongono alcuni sono una manciata di giornate aggiunte a quelle che si fanno. Noi sosteniamo un progetto di stabilizzazione, e anche qui mi ripeto, perché un forestale tutto quello che può fare nelle mansioni, nell'allargamento delle competenze, fa sì che possa lavorare tutto l'anno, non solo viali parafuoco, le strade di campagna, il verde pubblico, tutti quei siti archeologici che vengono avvolti dai rovi. Non basta tagliare l'erba del viale parafuoco per dire che abbiamo portato in salvo un bosco. C'è tutto il sottobosco che va sistemato, ripulito e riordinato. C'è tutta una serie di situazioni che noi abbiamo proposto e che proponiamo da 10 anni. Deteneva illegalmente armi e munizioni, arrestato 50enne. Vediamo. I carabinieri della compagnia di Sant'Agata Militello, con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato a San Marco d'Alunzio un 50enne, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di armi clandestine e munizioni. Da attività informativa effettuata dai militari della sezione operativa della compagnia di Sant'Agata Militello sono emersi elementi sulla base dei quali ritenere che l'arrestato potesse detenere illecitamente armi. Pertanto sono stati predisposti adeguati servizi di controllo. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione e in un terreno di sua proprietà. Le attività hanno avuto esito positivo e in particolare nell'abitazione di residenza dell'uomo i militari dell'Arma, occultate dietro una cassettiera di un armadio, hanno rinvenuto una pistola calibro 7,65 con matricola Brasa, munita di caricatore con munizioni e artigianalmente modificata per l'inserimento di un silenziatore, una carabina calibro 22 munita di gruppo ottico e silenziatore, una canna di fucile tipo doppietta calibro 16 con scatola di scatto ed oltre 150 cartucce e proiettili di vario calibro. Le armi e il munizionamento sono state sottoposte a sequestro e saranno inviati al reparto investigazioni scientifiche Carabinieri di Messina per gli esami balistici finalizzati a verificare il loro eventuale impiego nella commissione di reati, mentre sono tuttora in corso accertamenti volti a risalire alla provenienza della pistola e della carabina. L'uomo è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione illecita di armi clandestine e munizioni e al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione della Procura della Repubblica di Patti in attesa dell'udienza di convalida. Soggetti disabili in emergenza abitativa. C'è il servizio. Siamo qui con la signora Santina per vedere alcune esigenze che non sono compatibili con la sua patologia. Si parla tanto di emergenza abitativa, di nuovi alloggi e abitazione. Questo nucleo familiare è composto da 5 persone. Si è tenuta a Messina la seduta della 7ª commissione consiliare permanente presieduta dal consigliere Placido Bramanti. Durante i lavori sono stati puntati riflettori sulle aspettative di vita di soggetti disabili in emergenza abitativa e le relative prospettive. Il presidente Bramanti ha analizzato anche la questione sanitaria e il gap di salute con uno speciale approfondimento sulla vita media nelle zone maggiormente esposte in quartieri della città. Vivere in baracca, è stato evidenziato durante i lavori, accorcia la vita. Si è infatti rilevato che la popolazione che abita nelle baracche vive mediamente 7 anni in meno rispetto agli abitanti di altre zone della città. Negli ultimi 30 anni, pertanto, la vita media dei cittadini di queste zone è stata di 69 anni contro i 77 delle altre zone cittadine. La possibilità di arrivare ai 60 anni nelle baracche è pari al 69%, mentre nel resto della città dell'85%. Oltre lei con la sua importante disabilità, una malattia rara che attende adesso di essere sottoposta a valutazione e anche a vaccino, c'è il marito Mimmo e i ragazzi, 2 maggiorenni e una Grace che ha, piccolina che ha 11 anni e che è dolcissima e che sta qua a accudire la mamma. Quello che il nostro
obiettivo oggi è quello di sensibilizzare tutte le autorità competenti a sbloccare questa condizione che non consente a Santina di uscire di casa perché ci sono delle scale, perché l'alloggio è molto piccolo come si può vedere e deve contenere sia i bisogni di questa famiglia ma anche le esigenze e lo sviluppo di giovani che avrebbero bisogno di un futuro migliore. Oggi in 7ª Commissione si è discusso su un tema assolutamente centrale per quelle che sono le dinamiche sia dell'amministrazione sia del Consiglio Comunale, quello che riguarda il sociale espresso nella sua più ampia accezione. Si è fatto tanto in questi mesi, soprattutto proprio qualche mese fa, si sono consegnati 4 progetti al Ministero delle Infrastrutture che servono a reperire alloggi soprattutto sia in chiave di acquisto sia in chiave di realizzazione. Il progetto prevede una spesa ammissibile complessiva di 150 milioni di euro, suddivisi in 3 progetti presentati dal Comune di Messina e un progetto presentato dalla città metropolitana per la regione Sicilia. Questo serve per andare a sopperire e a superare quelle che sono state nel tempo le grandi criticità legate alle aree di risanamento, le cosiddette aree baraccate che in parte provengono dal periodo post-terremoto. Parliamo adesso del programma Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo, volto a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie e professionali provenienti da diversi contesti educativi, sociali e geografici in merito alla democrazia parlamentare europea, al ruolo del Parlamento europeo e ai valori europei. Il programma dà agli studenti la possibilità di comprendere i propri diritti di cittadini dell'Unione Europea. Vediamo. Programma delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo. Sono molto felice di dire qualche parola a tutti voi, giovani cittadini europei, che partecipate a questo programma così importante, che vi permette di interessarvi, di impegnarvi attivamente nella vita dell'Unione Europea. Creare un punto di contatto tra l'Unione Europea e voi, ragazze e ragazzi, consente di accorciare quelle distanze che spesso ci fanno vedere l'Europa come un'entità astratta, lontana, ma non è così. L'Europa è lì per voi, il suo ruolo, la sua organizzazione, il suo posto nel mondo sono elementi essenziali del vostro futuro e oggi più che mai è essenziale che voi siate parte attiva del processo democratico. E quale migliore occasione se non questa iniziativa che mira a coinvolgere studenti, insegnanti, scuole, comunità per favorire scambi, confronto con i vostri coetanei, con il mondo degli adulti, con i parlamentari europei che si trovano in altri paesi e tutto questo per costruire ponti, legami e quel senso di comunità europea di cui abbiamo tanto bisogno. L'Europa si costruisce grazie ai suoi cittadini e l'impegno che dimostrate fin da ora è un segnale chiaro dell'importanza che attribuite al progetto europeo. Abbiamo bisogno di un'Europa che sia sempre più protagonista. Io sono molto fiducioso perché voi giovani siete sensibili ai temi della democrazia parlamentare, ai valori dell'Unione Europea. Portare un po' di Europa nelle vostre scuole, organizzando eventi, dibattiti, è importante per ampliare quella consapevolezza di essere cittadini europei. Sono felice di vedere che più di 1650 scuole fanno parte già di questo programma, di questa rete paneuropea, ma potrebbero essere anche molte di più, non dobbiamo fermarci e dovete e volete essere sempre più protagonisti e ce lo dimostrate quotidianamente con il vostro desiderio di viaggiare, di scoprire, con il vostro interesse, la vostra curiosità nell'Europa e questo perché siete consapevoli del fatto che le decisioni prese dal Parlamento europeo avranno un'influenza diretta, concreta sulla vostra vita. Ma vorrei ringraziare anche tutti gli insegnanti che con entusiasmo lavorano per portare l'Unione Europea in classe. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.